tutti, oggi è domenica 9 luglio 2023. Il sole sorge alle 5:46 e tramonta alle 20:23. La luna sorge alle 15:52 e cala all'1:40. Oggi si celebra Santa Veronica. Veronica viene dal latino e vuol dire colei che porta la vittoria. Il suo numero fortunato è il 9, il colore è il blu, la pietra lo zaffiro e il metallo l'argento. Siete pronti a scoprire il segreto per mantenere una mente allenata? Sembra che la carta vincente siano proprio le carte. Esatto, secondo uno studio dell'Università di Edimburgo, giocare a carte e giochi da tavolo aumenta la probabilità di rimanere mentalmente agili anche in età avanzata. Quindi niente più scuse per evitare di fare una partita di briscola con la nonna. Compie oggi 67 anni Tom Hanks, uno degli attori più celebri dei nostri tempi. La sua carriera è iniziata negli anni '80 con la serie Harry e Kip. Solo lui e Spencer Tracy hanno vinto 2 Oscar consecutivi come migliori protagonisti. Hanks ci è riuscito nel 1994 con Philadelphia e nel 95 con Forrest Gump. Buon 73esimo compleanno ad Adriano Panatta, uno dei più grandi tennisti italiani della storia. Il suo anno magico è stato il 1976, col trionfo agli Internazionali d'Italia al Roland Garros e nella finale di Coppa Davis in Cile. Infine auguri alla giornalista e conduttrice TV Veronica Gentili, che compie 41 anni. Il passaggio alla conduzione avviene nel 2018 per il programma Stasera Italia, sostituendo Barbara Palombelli alla guida del programma. Nel 2020 viene inserita nella lista delle 100 donne di successo stilata da Forbes. Pronti a rivivere un momento epico nella storia del calcio? È il 9 luglio del 2006 e il mondo tiene il fiato sospeso mentre l'ultimo rigore decide tutto. E chi si fa avanti per calciarlo? Fabio Grosso, difensore del Palermo. Lui si prepara, calcia e gol! L'Italia trionfa per la 4ª volta ai mondiali, battendo la Francia nella finale di Berlino. Ma i veri protagonisti furono Zidane e Materazzi, legati a un episodio che ha fatto la storia. La testata di Zizou contro il nostro difensore, un momento che rimarrà impresso nella memoria di tutti. Un sondaggio ha stabilito che mediamente le donne fissano gli uomini per circa 20 minuti al giorno. All'inverso, sembra che gli uomini abbiano davvero una marcia in più quando si tratta di fissare le donne. Infatti passano ben 43 minuti a guardarle. Sarà che cercano di decifrare il mistero dell'universo femminile? Bah. E ora è giunto il momento di ascoltare i preziosi suggerimenti dell'oroscopo con Marco Amato. Buongiorno ai 12 e buona domenica. Ma chi l'ha detto che la domenica è un giorno fatto per riposare? La luna in Ariete non ci sta proprio a stare ferma. Vediamo cosa porta nello zodiaco. Ariete, proprio voi oggi avete voglia di fare, di coinvolgere, di andare, di agire, sorridere e vivere, insomma. Avete fatto pace con voi stessi. Ben trovati, Ariete. Toro, la giornata di oggi si fa molto romantica e come le stelle vi avevano annunciato, tutto in amore diventa un po' più semplice, quindi approfittate di questo fine settimana per fare pace con chi amate. Gemelli, la giornata di oggi si accende invece di vigoria. Oggi è una giornata in cui preferirete stare con chi amate veramente, ma sarete briosi, divertenti e soprattutto pieni di amici. Cancro, la giornata di oggi presenta una quadratura della Luna e di Nettuno. Delusione? Le stelle ve l'avevano detto di non caricare troppo di aspettative, però che bell'oceano farvi sognare, del resto siete il segno dei sogni. Leone, bellissima la Luna in Trigono che oggi vi ridà forza ed energia vitale, quindi conservatela, tesaurizzatela e soprattutto utilizzatela col partner. Vergine, la giornata di oggi si alleggerisce perché la Luna ha finito di farvi dispetti, quindi un po' più di affetto e un po' più di sicurezza. Oggi però dovete cercare di trovare una direzione efficace per condurre una trattativa d'affari, anche se è domenica, ma potete pensarci su consigliandovi con un familiare. Bilancia, giornata oggi con una Luna di opposizione. Eccovi là, non vi accontentate mai, perché la Luna oggi vi fa avere delle aspettative un po' troppo fuori portata. Se non vi sentite ascoltati, cambiate interlocutore.
Scorpione, la giornata di oggi vi lascia esenti da tutta una serie di beghe. I pianeti un po' s'allontanano, vi rimane Mercurio, quindi ottimo per socializzare e per uscire e vedere qualche amico. Bene, i rapporti amicali a volte sono un toccasana, usateli. Sagittario, stupenda è la luna che si riprende una vis e un'allegria che da tempo avevate dimenticato. Questi ultimi 2 giorni sono stati un po' pesanti, oggi invece risale la situazione emotiva, quindi afferrate bene quest'onda di energia e di nuovo tornate a essere splendidi e gioiosi. Oggi un incontro fortunato potrebbe scatenare un colpo di fulmine. Capricorno, luna in quadratura. Beh, a volte a voi Capricorno succede di pentirvi di esservi allargati un po' troppo. Le stelle vi pregano di non farlo, proprio perché avete dato ascolto ai vostri sentimenti e vi siete messi a nudo. Questa è forza, non debolezza. Acquario, stupendo è il rapporto tra Plutone e la Luna oggi, anche con Nettuno. Oggi, Acquario, godete di un'enorme energia planetaria, un'energia che vi dà carisma e fascino. Forse qualcuno vi chiederà di restare, ma voi sentite che dovete andare. Beh, decidete personalmente in base ai casi. Pesci, giornata particolarmente romantica. Oggi avrete una visione chiara delle cose e soprattutto l'inizio di un progetto per cui già vi fregate le mani, proprio perché avete di nuovo delle ambizioni e volete che i sogni diventino realtà. Il nome in codice dell'operazione era ASCII, ma la storia lo ricorda come lo sbarco in Sicilia. Il 9 luglio del 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, le truppe alleate arrivarono nella parte sud-orientale dell'isola, determinate a creare un fronte nell'Europa continentale. L'obiettivo? Invadere l'Italia, sconfiggere il regime fascista e puntare dritto verso la Germania nazista. Actions speak louder than words. Il significato di questo detto è: le azioni parlano più delle parole. Può essere facile promettere qualcosa, ma sono le azioni che dimostrano davvero. Quindi ricordate, quando qualcuno vi dimostra concretamente ciò che intende fare, solo allora potrete credere che sia sincero. Da noi esiste un detto opposto: uccide più la lingua che la spada. Chi avrà ragione? La trasmissione può finire, ma la vostra voglia di divertimento no. Seguite e rivedete tutte le puntate sul canale YouTube di Sicilia Play. Oggi parliamo della leggendaria Judy Garland. Nel 2020 Renée Zellweger ci ha regalato una performance straordinaria nel film Judy, conquistando finalmente l'Oscar che era stato negato alla vera Judy. Conosciuta come The Voice, questa straordinaria artista è stata scoperta dalla MGM a soli 13 anni e insieme a Mickey Rooney ha incantato il pubblico con una serie di successi. Ricordiamo tutti le sue interpretazioni indimenticabili come Dorothy nel classico Il Mago di Oz e nel ruolo da protagonista in È nata una stella di George Cukor. Ma dietro il suo sorriso si celavano sfide personali, con ben 5 matrimoni falliti e una lotta contro le droghe che l'hanno consumata. Ha toccato il fondo con tentativi di suicidio e alla fine la sua vita si è spenta a soli 47 anni. Judy Garland, una diva in ogni aspetto, persino nell'autodistruzione. Ci salutiamo con la frase del giorno. Il tennis lo ha inventato il diavolo. Arrivederci a domani con una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Naomi.